Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Una truffa online che ha fruttato diverse decine di migliaia di euro è stata scoperta dalla polizia, che ha arrestato 2 persone, tra cui un dipendente delle Poste di Gioia Tauro. L'operazione è stata condotta stamani da personale del commissariato e dalla Polizia Postale di Reggio Calabria. Gli arrestati, secondo l'accusa, erano riusciti a mettere in vendita sul sito di aste online eBay svariati oggetti che in realtà non venivano mai consegnati agli acquirenti, nonostante fossero regolarmente pagati. La Guardia di Finanza di Crotone ha posto sotto sequestro la discarica di Farina Trappeto. Il sito altro non è che il deposito di materiale inerte a ridosso dell'area industriale della Pertusola, per un ammontare complessivo di 250.000 metri cubi di rifiuti da smaltire. Proprietaria della discarica è la Syndial, controllata dall'ENI. Nel provvedimento di sequestro, oltre a quello di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, si ipotizzano i reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque. L'automobile blindata del procuratore generale di Reggio Calabria Salvatore Di Landro sarebbe stata manomessa. Nei giorni scorsi una ruota dell'automobile si è sganciata mentre il mezzo stava percorrendo una zona centrale della città. Al momento dell'incidente Di Landro non era a bordo dell'automobile. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. Sarebbero stati allentati alcuni dati della ruota. Si pensa all'ennesimo attacco alle istituzioni giudiziarie da parte dell''ndrangheta. Hanno trovato una brutta sorpresa gli impiegati dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro questa mattina all'apertura del portone d'ingresso. Il soffitto dell'atrio dell'antico palazzo che sorge nel centro storico della città è crollato fortunatamente durante la notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per controllare l'intera struttura e mettere in sicurezza la parte che ha ceduto. E abolizione delle mini province fu. Le preoccupazioni della vigilia si sono trasformate ieri pomeriggio in certezze quando la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento del parlamentare Bruno. Per Vibo Valentia non sembrano esserci spiragli, mentre per Crotone un salvagente dell'ultima ora potrebbe essere quello della soglia dei 150.000 abitanti per le province con almeno il 50% del territorio montano. Anche il Consiglio regionale ieri si è espresso a favore del mantenimento delle province calabresi. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale della Calabria ha eletto tutte le commissioni e designato i rispettivi presidenti e vice, in base ad un accordo tra maggioranza e opposizione. Presidente Affari Istituzionali Giuseppe Caputo, Bilancio e Programmazione Franco Morelli, Attività Sociali e Sanitarie Nazareno Salerno, Assetto Ambientale Alfonso Dattolo, Riforme e Decentramento Mario Magno, Affari dell'Unione Europea Santi Zappalà, Lotta alla Mafia Salvatore Magarò, Controllo Contabilità Gianluca Gallo, Comitato Qualità delle Leggi Salvatore Pacenza. Presentata oggi alle 11 la nuova giunta comunale di Crotone, presieduta da Peppino Vallone. Il Vallone Ter prevede 5 conferme: Arturo Crugliano Pantisano, vice sindaco, Rosa Maria Romano, Ettore Perziano, Mario Megna e Silvano Cavarretta, e 5 new entry: Domenico Mellace, Claudio Molè, Filippo Esposito del PD e Nino Corigliano Udeur. La presentazione di questa nuova giunta di fine consigliatura è avvenuta stamattina nella sala consiliare. Il rettore dell'Unical, Giovanni Latorre, in conferenza stampa comunica di aver inviato una lettera al ministro Gelmini per segnalare la grave situazione a cui andrà incontro l'Ateneo a seguito dei tagli effettuati. La recente manovra economica per l'anno in corso ci impone nuovi tagli, ma ancora ne vanno chiarite le reali proporzioni. Per il 2011 il taglio previsto è del 19%, una percentuale, ha affermato Latorre, insostenibile, che si trasforma in 20 milioni di euro in meno. Si sono svolte ieri le elezioni del nuovo rettore per il quadriennio 2010-2014 dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. A conclusione del mandato del professor Massimo Giovannini, seggi aperti presso la facoltà di ingegneria, ma nessuno dei 5 professori ordinari a tempo pieno che hanno presentato la candidatura ha raggiunto il quorum richiesto dallo statuto dell'Ateneo. In questo caso domani e l'11 giugno si torna a votare per la seconda tornata. Il ballottaggio sarà il 16 giugno, il più votato è stato il rettore uscente. Giorgio Albertazzi ha intrattenuto il pubblico per più di un'ora ieri sera al Teatro Morelli di Cosenza, declamando i versi di grandi poeti. Il grande attore ha interpretato alcuni dei sonetti più belli, spaziando da Eliot a Dante, da D'Annunzio a Quasimodo, Neruda, Lorca e Montale. Poi anche un omaggio alla città Abruzia con La tomba del Busento di Von Platen, ad accompagnare Albertazzi con la sua chitarra Stefania Masala.